Attenzione a Bulades. Poi il numero 19 che subisce fallo, secondo il direttore di gara. Attenzione a questa doppia ammonizione di Piscopo, che deve lasciare il campo per doppia ammonizione. Era già ammonito, era già nel taccuino dell'arbitro, quindi la Parmoval dovrà giocare il resto della partita in 10 uomini. Il vice capitano della Parmoval è costretto ad abbandonare il campo per questa disattenzione che gli costa purtroppo molto caro. Attenzione, palla in aria, poi Torres, non c'è fallo di mano secondo l'arbitro, reclamato dai giocatori del San Vito. Attenzione al numero 19, pericolo, poi il tiro e la rete del San Vito Lo Capo all'83esimo, trova un gol fortunato il San Vito Lo Capo.